Volevo fare una domanda su due singoli calciatori, su un Juan Jesus che è quanto mai importante in questa fase per l'infortunio di Koulibaly e su Mertens al quale faceva anche lei riferimento prima, insomma che nelle ultime due partite ha cominciato a far rivedere quelli che sono i suoi grandi numeri. Mertens è il capitano domani, per cui è quello che ci deve dare una mano ad indicarci la strada, insomma. Mertens, ragazzi, mi chiedete di Mertens a voi, ditemelo voi perché voi l'avete visto chi è Mertens, io l'ho apprezzato da fuori. Jesus diventa facile perché io lo conosco da diverso tempo. E la cosa più significativa in questo senso qui è come viene accolto quando un calciatore entra nello spogliatoio, perché già si è fatto conoscere per quello che sono le qualità, apprezzare per quella che è la persona negli anni precedenti e tutti nel nostro mondo ne parlano in quel modo lì. E poi ha esperienza, forza, è un giocatore che ha una forza da vendere, è un giocatore che ha conoscenze,